Buonasera. Posso chiedervi, siamo in un paese democratico noi in Italia, e perché ci avete bocciato il referendum? Cioè, il referendum è uno strumento democratico? E perché ci avete bocciato sulla riforma sanitaria, visto che avevamo raccolto 2500 firme in poco tempo? Perché il quesito era inammissibile, è una questione tecnica. Guardi signora, io non ho nessun problema a darle la motivazione che è stata la motivazione che tutti i consiglieri regionali di maggioranza hanno votato, me compreso. Il quesito era inammissibile, formulato diversamente quel quesito poteva essere ammissibile, allora evidentemente entravamo nel merito se dire sì o no. Era un quesito inammissibile, credo che nella raccolta delle firme vi sia posto il problema se il quesito era ammissibile. Sì. Per noi andava bene. Andava bene. Anche per me la riforma sanitaria va bene, però se Per me non va bene. Però siete non ho stati salvati non dalla vostra... No, dopodiché se lei mi chiede se sono d'accordo su come la legge regionale gestisce il referendum, sono d'accordo con lei, non dovrebbe votare il Consiglio regionale da solo, dovrebbe anche votare per esempio sull'ammissibilità del quesito l'ufficio di presidenza, magari allargato a degli esperti o addirittura un organo terzo. Se riusciremo ad arrivarci sono ben contento. Quindi se lei ci dà la possibilità di ripresentare il referendum... Non funziona così? Va bene, grazie.